la dottoressa Legani, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente, della Tutela e del Territorio del Mare. So che lei ha conosciuto e condiviso prima ancora di me questa iniziativa ed è un vero piacere per me poterla ospitare qui a Chioggia e testimoniare l'importanza del contratto di costa. Prego. Grazie Sindaco, mi scuso per il ritardo, ma ero nella mia città Padova con il ministro Fedeli all'università, quindi mi scuso davvero se non sono riuscita ad arrivare in orario. Per me è un giorno importante, ci tenevo particolarmente a essere qui insieme a voi, perché oggi è un punto di arrivo importante, perché si apre con l'Assemblea Generale questa, secondo me, straordinaria partecipazione di tutta una serie di soggetti ad un progetto poi che di fatto è un progetto pilota, ma è anche un punto di partenza, perché esperienze di questo tipo in Italia non ce ne sono. Quindi punto di arrivo, perché il percorso, come ha detto il Sindaco, è iniziato parecchio tempo fa e oggi per cercare di dare risposte soprattutto a problemi reali, problemi che riguardano le tematiche ambientali, penso al dissesto idrogeologico, ma penso anche ovviamente all'erosione costiera, ma anche per dare delle risposte efficaci a quelle che sono le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Punto di partenza perché oggi inizia qualcosa di diverso. Si era partiti inizialmente guardando i contratti di fiume che sono stati codificati come collegato ambientale, ma si è arrivati poi a tutto il ragionamento dei contratti di foce, che non è semplice, non è banale riuscire ad applicare i medesimi criteri per situazioni che sono oggettivamente diverse, per cui forse ci è voluto del tempo anche per questa motivazione, ma io sono convinta che con l'aiuto davvero della collaborazione di tutti si possa andare avanti più speditamente e arrivare a produrre degli effetti concreti per questo territorio. Sicuramente il contratto di costa può essere e deve essere uno strumento efficace di programmazione e anche di negoziazione, nel senso che non c'è solo la parte della concertazione, ma ci deve essere anche quella del convincimento, tutti dobbiamo essere convinti, quindi da un lato istituzioni, dall'altro anche privati, quindi operatori economici, perché è un patto tra galantuomini ed è un patto volontario per lavorare in maniera diversa, come dicevo prima, per la risoluzione dei problemi. I temi principali da affrontare sono sicuramente lo sviluppo e la sostenibilità. Voi sapete che ci sono delle direttive importanti a livello europeo che parlano di economia circolare. Io credo davvero che siamo di fronte a un nuovo modello di sviluppo e quindi bisogna anche cambiare il paradigma, cambiare la prospettiva anche nell'ambito dei patti volontari che ci sono fra soggetti pubblici e soggetti privati. Il carattere sperimentale, di questo carattere sperimentale aveva parlato anche il Ministro nell'incontro che era stato a Bibione circa un anno fa, e io credo che qui debba essere di nuovo sottolineato, perché questa è un'azione davvero importante come azione pilota che può essere poi ripresa anche in altri territori. L'acqua non deve essere più considerata un substrato passivo dello sviluppo, ma un valore economico soprattutto nell'ambito della valutazione che lo lega a tutti i servizi ecosistemici. E da questo punto di vista, secondo me, acqua e costa sono due elementi fondamentali che devono partire però da un consenso popolare, e questa è secondo me la cosa più importante nell'ambito del contratto di costa. Come Ministero spero che si riesca a ottenere il collegamento con l'avevo appena sentito, con il consigliere tecnico del Ministro, perché il professor Carlo Medaglia è quello che da sempre ha seguito questa particolare tematica dal punto di vista tecnico e quindi ci tenevo che potesse anche lui intervenire, perché a parte i ringraziamenti alle amministrazioni che ci hanno creduto e a chi ha voluto portare avanti questa bellissima iniziativa, serve adesso darci
riguardare anche delle strutture ministeriali. Quindi un saluto, un ringraziamento